anni ad avere una pensione con il sistema contributivo che sarà più o meno il 40% del salario che percepiva lavorando. E guardate che una cosa così fa saltare immediatamente tutte le nostre dinamiche contrattuali attorno alla seconda gamba cosiddetta, che era la previdenza integrativa per via contrattuale, la vicenda di Cometa eccetera, e però mette in discussione anche il sistema previdenziale pubblico, perché se la copertura pubblica rende così poco è evidente insomma, che si apre una grande prospettiva per il sistema privato. Il modello diventa il modello americano, diventa il modello nel quale le persone dovranno farsi l'assicurazione privata per andare in pensione. E guardate che una questione come quella che è stata posta sul terreno delle pensioni apre anche a un problema, direi insomma, no, che se si aumenta l'età pensionabile, se si aumenta, come si dice, l'anzianità per andare in pensione, guardate che questa cosa in una crisi come quella che abbiamo descritto funziona come un formidabile blocco dell'occupazione per i giovani. Ma chi andrà mai più a lavorare nel pubblico e nel privato se, viva Dio, insomma, le persone saranno costrette a restare a lavorare fino a 66, 67 e forse fino a 70 anni? È chiaro che questa cosa agisce e i giovani la sentono, la vivono come un'ingiustizia formidabile, agisce come un blocco del turnover generalizzato nel paese. Allora io credo, noi dobbiamo sapere che qui bisogna riaprire una discussione, e bisogna riaprire una discussione magari partendo dagli elementi previdenziali già aperti. Uno di questi è il tema degli esodati. Chi pensa che il tema degli esodati sia un tema che riguarda un po' di lavoratori che abbiamo messo fuori dalle fabbriche si sbaglia. Il tema degli esodati riguarda tutti, perché da come il governo intende affrontare e risolvere questo problema, non 60.000, perché non sono 60.000, sono più di 300.000 le stime sindacali e sono 300.000 frutto di accordi fatti tra aziende e sindacato, e spesso accordi fatti tra aziende e sindacato al Ministero del Lavoro. Bisogna sapere che da come si risolve questo problema qui si decide se si affronta o meno con il consenso sociale il tema delle riorganizzazioni che sono nate. Visto che abbiamo 2 orette, di non incominciare ad andare fuori e vediamo di stare tutti. Del comportamento della società Officine Brennero SpA in persona del legale rappresentante. Chiave tra qualche mese. Questo è il dato. Ed è per questo che nell'Europa come in Italia servirebbe e serve un partito dei partiti che rappresentano il lavoro e i lavoratori e che oggi non ci sono nei parlamenti, soprattutto in Italia. 5 parlamentari vengono dall'esperienza lavorativa degli operai, di cui 2 stanno a destra. Questo è il dato che oggi abbiamo in questo paese. E se questo è il quadro generale, noi non è che ne siamo fuori, possiamo provare a ricostruire dentro in questo paese nel momento in cui chi rappresenta Io direi, per quanto riguarda la situazione politica, nulla da aggiungere, la relazione di Giorgio è stata più che completa. Solo un piccolo appunto. Vivendo nelle fabbriche, la CGIL non rischia, e questo lo dico, di essere considerata massimalista. È già vista così. Cioè io vivo nelle fabbriche, le persone, per me è un dispiacere enorme, le persone mi dicono, si parlava di pensioni, il numero 40 è un numero magico, sparito. Si parlava dell'articolo 18, non si tocca l'articolo 18 è un tabù, viene fuori la manifesta insussistenza, eppure quello è passato. Adesso si parlerà di fisco, passerà anche quello, e nelle fabbriche mi dicono siete peggio dei politici. E a me questo fa male, perché ormai quest'anno sono 17 anni che sono qua e sono cresciuto con un'idea di rispetto dei diritti e di difesa della democrazia nei posti di lavoro che è enorme. E questo mi fa male. La situazione del Polesine per quanto riguarda le aziende metalmeccaniche. Beh, le grandi aziende sono in rivoluzione, stanno ristrutturando, parecchie hanno chiuso, hanno tagliato. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, diciamo che abbiamo una media del 60% delle aziende che sono in ciclo. Solo la mia, la ZTA, che era l'ex Zanussi, poi ACC, dal 1 gennaio ad oggi abbiamo fatto 11 giorni di lavoro pieni, tutto il resto è a rotazione con cassa integrazione. E le persone mi chiedono nella mia azienda, l'azienda, ok,
Un'altra cosa, la mia azienda è anche una di quelle che investe, però deve